Ieri la città di Campo San Piero, in provincia di Padova, ha ospitato il primo convegno internazionale sulla lingua veneta con la partecipazione di numerosi esperti. Una pagina è stata dedicata all'istro veneto e all'istro sloveno con l'intervento di Susana Todorovic, docente dell'Università del Litorale. L'evento è stato organizzato dall'Accademia della Bona Creanza e dall'Accademia della Lingua Veneta, patrocinato da Rotary Club Campo San Piero. L'evento è stato seguito da Claudia Raspolic. L'UNESCO classifica la lingua veneta come vulnerabile, benché si calcoli che nel mondo sia parlata da milioni di persone. Inoltre nel 2007 la Regione Veneto ha approvato una legge per la tutela e valorizzazione. Il tema è stato al centro dell'attenzione del primo convegno internazionale svoltosi ieri a Campo San Piero. Alla fine di questo percorso vediamo il recupero della capacità dei veneti di utilizzare la propria lingua per essere innovatori, perché questa è, diciamo, la cifra particolare della lingua veneta. Vulnerabili sono anche l'istro veneto e l'istro sloveno. Da parte degli italiani che vivono in Istria certamente c'è un'attenzione importante, da parte degli sloveni che vivono in Istria c'è poca conoscenza da quello che ho visto nelle mie ricerche, c'è poca conoscenza soprattutto da parte degli dialettologi sloveni che non riconoscono l'esistenza e nemmeno l'importanza di questo dialetto molto importante, autoctono dell'Istria slovena, dunque dell'istro veneto. Al convegno è stato fatto l'esempio del Festival Istro Veneto a Buie, che si è confermato come veicolo eccezionale per la tutela di questo patrimonio linguistico e delle relative tradizioni. Infatti questo è confermato dal fatto di portare avanti un'iniziativa come il Festival dell'Istro Veneto, ma anche di muovere passi più concreti come la richiesta che è stata avanzata per il riconoscimento dell'Istro Veneto in Slovenia come bene immateriale, e la stessa cosa è in preparazione come richiesta anche alla Repubblica di Croazia. Il convegno è occasione per mettere a confronto le varie lingue. Quella veneta, hanno detto gli esperti, si distingue per la sua individualità. Una cosa che mi ha impressionato specialmente è la sintassi, è una cosa tecnica, ma questa parte del veneto è assolutamente originale che in realtà nelle altre lingue romanze non c'è. A testimoniare l'attenzione nei confronti della lingua veneta sono le numerose pubblicazioni, come il dizionario e il primo manuale universitario I 7 Tamizi.